Sì, sì, Quando è il momento di parlare, cioè Domenico, quando è sì, il sì, momento di ok. parlare, prendi il microfono che è già aperto. Buongiorno a tutti, porgo il mio benvenuto ai tanti amici che vedo presenti in sala. Ringrazio la Presidente dell'Accademia del Caffè Mariangela Cuman che ha scelto Palazzo Ferrofini per presentare questo singolarissimo quaderno alpiniano, da lei promosso e uscito nelle ultime settimane del 2023 per i tipi delle edizioni grafiche Leoni di Fara Vicentino, realizzato da Gianluca Parise con i contributi di Carlo Cassina, Andrea Cozza, Barbara Guidi, Giuseppe Antonio Muraro, Massimo Rinaldo, nonché di importanti cultori alpiniani quali Cinzia Battistello, Giorgio Strapazzon, Otello Fabris, Francesca e Roberto Sausa. Ringrazio l'amico Gian Domenico Cortese che oggi sicuramente con i suoi stimoli darà un contributo alla giornata odierna. Nel ritratto fatto e donato da Leandro Bassano all'amico Prospero Alpini vediamo benissimo il passaggio tra due mondi. La mano destra del giovane Prospero è posata sulla sfera armillare, giacché la medicina era ancora collegata all'astrologia, ma la mano sinistra indica libri e appunti, testi scientifici. Siamo nel momento del passaggio tra l'alchimia del passato e la nuova scienza che darà vita alla farmacologia e alla chimica moderna, grazie appunto all'impegno di ricercatori come il nostro Prospero Alpini. Grande medico, se ancora nel Settecento Apostolo Zeno testimoniava come fosse ben viva a Padova la fama dei sicuri e portentosi pronostici dell'alpino, cioè le diagnosi con la possibile evoluzione delle malattie fatte ai malati da Prospero Alpini, che avevano del miracoloso, scriveva Zeno. Prospero Alpini è l'uomo del nuovo mondo, come interprete del nuovo mondo è Leandro Bassano, suo amico e coetaneo, che proprio in questo ritratto mostra di aver metabolizzato la lezione del Moroni, sancendo così il suo abbandono del tardo manierismo veneziano. Ma coetaneo dell'Alpini era anche Vincenzo Scamozzi, che qui a Venezia avrebbe completato la biblioteca del Sansovino, o anche il grande El Greco, nato a Creta, formatosi a Venezia per finire poi in Spagna dove avrebbe dato l'avvio alla grande scuola pittorica castigliana. Prospero Alpini nasce e si impone come scienziato, chimico e botanico, nonché medico di fama, grazie ad un humus culturale straordinario in cui si era trovato a vivere. La generazione precedente era quella del doge Andrea Gritti, che muta l'immagine di Venezia con il Palazzo dei Camerleni di Arialto, la ristrutturazione dell'area del San Marco, con la realizzazione della biblioteca del Palazzo della Zecca affidati al Sansovino, e la generazione di chi avviò le bonifiche della terraferma, incanalando fiumi, torrenti, rogge, prosciugando paludi e conquistando nuovi terreni, dove sperimentare forme avanzate di agricoltura, facendo nascere così un nuovo panorama armonico in cui le esigenze di difesa ambientale, grazie alle moderne tecnologie dell'epoca, coniugarono l'opportunità di sviluppo economico e sociale sotto il segno della bellezza e del genio artistico nella ricerca dell'armonia con l'ambiente. Nacque così la civiltà delle ville che vide nel genio di Andrea Palladio il suo primo e massimo interprete, e la generazione che creò l'Orto Botanico di Padova, istituito nel 1545 per la coltivazione delle piante medicinali che allora costituivano la grande maggioranza dei semplici, cioè di quei medicamenti che provenivano direttamente dalla natura. Sollecitato da Francesco Bonafede, che allora ricopriva la cattedra di lettura dei semplici, quello spazio che oggi è patrimonio dell'umanità UNESCO, avrebbe permesso agli studenti un più facile riconoscimento delle vere piante medicinali dalle sofisticazioni. Per questo scopo il primo custode dell'orto, Luigi Squalermo, detto Anguillara, vi fece introdurre e coltivare un gran numero di specie. Ecco Prospero Alpini, è il frutto di un'epoca in cui si seppero coniugare le esigenze completamente diverse tra loro, dall'istanza ambientale e di riordino del territorio alla nuova agricoltura e alla nuova economia, la nuova scienza, una nuova società in cui il giovane studioso, appunto Prospero Alpini, ma ricco di esperienze e di viaggi,
medico attento, viene chiamato, nonostante la sua giovane età, alla cattedra universitaria come lettore dei semplici, incarico che svolse con passione al punto tale da spendere proprio denaro per procurarsi il materiale necessario per le sue lezioni. Un uomo di scienza e di coscienza. Non è di certo un caso se egli fu sinceramente amato dai suoi allievi per i modi garbati, le capacità didattiche che sapeva dimostrare. Non sorprende se nel 1603 fu incaricato di guidare l'orto botanico di Padova, che egli seppe rilanciare e trasformare nel più avanzato centro di ricerca europeo all'avanguardia nella coltivazione di piante esotiche, grazie non solo ai suoi studi, ma anche alla fitta rete di relazioni che seppe mantenere non solo con i patrizi veneziani in giro per l'Europa e l'Oriente, ma anche con altri studiosi da ogni dove. A lui dobbiamo le prime ricerche, le prime analisi sulla pianta del caffè, quella bacca che avrebbe dato origine a una delle 6 bevande, per dirla alla Tom Standage, che hanno fatto la storia del mondo, le 6 bevande che hanno accompagnato l'evoluzione umana in diverse epoche. La birra nel Neolitico, nelle prime civiltà sumera ed egizia, il vino, Anatolia, Grecia e Roma, i liquori dello sballo economico per i poveri della prima modernità in poi, il caffè e lo sviluppo della grande e dell'accademia grazie appunto alla caffeina, il tè. L'impero britannico è fondato su quello fino alle guerre dell'oppio, e la Coca-Cola, simbolo degli Stati Uniti ovunque di un modo di vivere tipicamente occidentale. E fa bene l'Accademia del Caffè a voler tenere alta l'attenzione su questo straordinario studioso. Basti pensare che nel Settecento Giovanni Battista Morgani, fondatore dell'anatomia patologica nella sua concezione moderna, il primo anatopatologo diremo oggi, si dette da fare per riuscire a ritrovare un ritratto dell'Alpini che mancava dalla sua collezione di ritratti di illustri medici dell'Università Patavina, scovandolo poi da un antiquariato nel 1732, appunto il dipinto di cui accennavo all'inizio del mio saluto. Appunto Morgani è uno dei grandi pilastri della medicina, riconosceva in Prospero Alpini un gigante non solo della farmacopea moderna, un uomo peraltro con il quale noi tutti siamo in debito, per cui ringrazio appunto la Presidente Mariangela Cuman per la sua bella iniziativa e per aver avuto appunto la sensibilità di scegliere Palazzo Ferrofini per lanciare la cultura del caffè, da Prospero Alpini in poi, quella bevanda magica cantata da poeti e musicisti, da Bach a Beethoven, da Victor Hugo a Pessoa o Edoardo De Filippo, da Verdi a Domenico Modugno, Fabrizio De André a Pino Daniele, in una ballata colta e popolare che segna la nostra quotidianità con un aroma unico e intenso, richiamando anche una pubblicità recente. Quindi veramente grazie a Mariangela Cuman, che sa sempre proporre iniziative di altissimo livello legate al nostro territorio e in particolare alla nostra amata Marostica. Prego Gian Domenico Cortese, conduci tu. Grazie Presidente, grazie per questa splendida introduzione che ti fa innanzitutto accademico onorario dell'Accademia del Caffè, perché questo approfondimento che sottolinea proprio anche il senso di questa nostra visita a Palazzo Ferrofini. Ci tenevamo tanto, non solo per celebrare i primi 5 anni dell'attività dell'Accademia del Caffè Prospero Alpini, ma ci tenevamo perché siamo convinti che da questo appuntamento, dopo aver presentato questo quaderno alpiniano di cui parleremo in mattinata anche alla Biblioteca Internazionale La Vigna di Vicenza, siamo convinti che Venezia e il Veneto troveranno in questo medico viaggiatore marosticense l'occasione e l'opportunità per guardare ancora più estesamente nel mondo di oggi. E prima di passare la parola anche al Presidente del Consiglio Comunale di Marostica, l'amico Fantinato, vorrei cedere il microfono alla Presidente dell'Accademia, Mariangela Cuman, non solo per un saluto ma anche per spiegarci il senso di questo nostro appuntamento. Grazie. Allora, noi siamo veramente onorati tutti quanti, molti di noi sono anche accademici qui dentro, perché ci tenevamo molto a venire qui, perché questa
Venezia è la madre, diciamo così, di questa Serenissima che porta il nostro Prospero al suo viaggio importante prima ad Alessandria e poi al Cairo, no? Nel 1585, mi pare. In questa occasione abbiamo un momento bello per dirci: abbiamo camminato anche noi un pochino, abbiamo fatto 5 anni di lavoro credo serio, impegnato, ma soprattutto a livello culturale molto attento, e avrete modo, chi vorrà leggere, guardare il nostro quaderno, di comprendere un pochino anche l'idea, il senso che ci siamo dati quando abbiamo pensato a fare questa accademia. Quindi un'accademia che voleva essere un piccolo, prezioso quasi direi, scrigno per raccontare certamente Prospero, perché è un nostro cittadino del Cinquecento che ha vissuto a Marostica, ma soprattutto volevamo ricordare un pochino la realtà di quell'epoca, i cambiamenti che sono avvenuti e come il caffè è diventato una realtà, il cosiddetto, alcuni ci parlano dell'oro nero, no? del caffè, parlando poi in America Latina questo, no? Quindi, perché? Perché è prezioso davvero, è conosciuto da tutti. Abbiamo anche noi un nostro socio onorario che vive a Sao Bernardo perché è la nostra cittadina con cui siamo gemellati, e ci parla continuamente e vuole avere rapporti continui con il nostro Santos, il museo di Santos, no? Il famoso museo di cui ci parlerà magari poi anche qualche altro nostro accademico. Però non ci accontentiamo un pochino di questo. A noi piacerebbe molto, lo dico perché pensiamo che sia una cosa che vale la pena di proporre, e lo diciamo qui in questo palazzo, di grande storia e di grande realtà, anche di scelte economiche, politiche e culturali che vengono fatte, che bisognerebbe pensare anche al caffè come realtà UNESCO, perché veramente il caffè è qualcosa che cammina nel mondo e in tutti i continenti in modo veramente significativo. Ma non solo, a noi piace pensare anche ai famosi caffè storici, dove si è fatta la cultura, dove si è fatta il cambiamento sociale, culturale di tante epoche importanti. E poi vorremmo anche avere sempre questo continuo rapporto con l'università, che per fortuna non ci manca, e vorremmo così valorizzare sempre più, ma anche con le realtà culturali del territorio, perché attraverso queste, parlando del caffè, facciamo bella Marostica, che è anche un compito che ci siamo dati. Ci piace pensare alle cose belle, infatti chiamarla accademia e indossare questo mantello che richiama certamente con il suo collo il Cinquecento, ma che richiama anche le bacche rosse e che richiama il colore del caffè. Sono significati importantissimi che per tutti quanti noi danno un significato importante. E di questo io vi ringrazio e lascio a tutti voi la parola ad altri. Grazie. Allora, credo sia il momento di far avvicinare al microfono il Presidente del Consiglio Comunale di Marostica, l'amico Fantinato. Sì, buongiorno. Buongiorno, non si sente? Ho premuto. Verde. Verde non si sente. Pronto? Parlo pure, tanto ho la voce. Porto i saluti della città di Marostica e del Consiglio Comunale, l'amministrazione comunale di Marostica, che è sempre vicina alla storia di Prospero Alpini, noto e illustre cittadino di Marostica, nativo di Marostica.
Le iniziative che si portano avanti con questo quaderno alpiniano, che l'ho riletto anche ieri perché è una cronostoria che ricerca tutti i passaggi di Prospero Alpini per le sue avventure, per le sue esperienze medico, botanico, e la vicinanza con la Serenissima Repubblica di Venezia, che chiaramente lo ha anche agevolato, ed è stato lui portatore chiaramente di molte notizie e importazioni, quindi del caffè, che è stata una novità incredibile, allora sconosciuta. Nient'altro che dire, vi ringrazio la Regione Veneto per l'accoglienza e che aumenti sempre di più le informazioni su Prospero Alpini e su tutte le cose che ha portato avanti, medico, botanico e grande viaggiatore. Grazie a voi. Grazie al Presidente Fontinato. Io inviterei al microfono il Presidente della Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Roberto Xausa, per le sue vocazioni anche internazionali, per mettere in relazione il lavoro dell'Accademia, ormai consolidato con 5 anni di esperienza, con gli incontri internazionali che anche Roberto Xausa ha fatto, portando i collegamenti brasiliani a Marostica. Collegamenti che comunque nascono da molti anni fa, perché indubbiamente i rapporti della nostra città col Brasile, e soprattutto, come si diceva prima, São Bernardo do Campo, una cittadina piccolina di 850.000 anime nella cintura di San Paolo, e da lì sono nati fin dagli anni 80 i primi rapporti, i primi scambi, i primi incontri, vuoi in Brasile ma soprattutto qui in Italia. La fondazione della Banca Popolare, oggi Volksbank, è molto vicina all'Accademia del Caffè. Devo dire che è molto vicina al centro studi ed è molto vicina, ecco adesso scusatemi, pensavo fosse già online, ed è molto vicina anche proprio alle attività che vengono svolte, perché naturalmente ogni motore, per essere messo in moto, anche necessita di qualche litro di benzina, e quindi noi cerchiamo di essere utili proprio nel consegnare quella benzina. E non sarebbe nulla fare tutto questo se non ci fosse davanti un'accademia, un presidente, un consiglio e delle persone soprattutto molto vicine alla storia di questa piccola città veneta, ma che è diventata sempre di più una delle capitali della cultura veneta. Lo scorso anno in un viaggio di 4 giorni andai a São Bernardo, e con il nostro amico socio dell'Accademia, João Riotto, Marchito per i nostri amici, a Marchito dissi: senti Marchito, siamo in macchina, siamo a San Paolo, mi piacerebbe andare a Santos è un'ora d'auto, andare a Santos a rendermi conto, vedere questo museo del caffè. Si parlava di questo museo del caffè, ma obiettivamente fino a quel momento non eravamo ancora andati a vederlo. Il museo del caffè di Santos è stato realizzato in una struttura straordinaria, bellissima, dell'inizio del Novecento, che è la borsa del caffè. La vecchia borsa che non si usa più. Pensate che da Santos, lo dico solo per quei pochi che magari non hanno vissuto questa esperienza, da Santos partivano i velieri prima e le navi a vapore poi a consegnare sacchi di caffè in tutto il mondo. Le piantagioni stavano nelle parti interne e poi scendevano al mare a Santos per essere poi inviate. In questa borsa del caffè è stato, con una ristrutturazione fatta in modo splendido, devo dire che è stata creata una storia di come il caffè nasce, di come viene coltivato, di come le fattorie lo preparavano, ed è stato importantissimo vederlo, ma anche poter capire la storia. E quando vidi in un pannello appunto iniziale, l'ho fatto vedere anche alcune foto, in questo pannello che racconta la storia del caffè da quando Memoria Umana poteva in qualche modo avere una documentazione,
e vidi la fotocopia, la prima pagina, la copertina del libro De Prospero Alpini, de Egyptorum Medicine, la medicina degli egizi. Prospero Alpini Marosticensis. Insomma, per me è stato un grande orgoglio vederlo lì, no? Perché ho detto, ma guarda te, ho detto, noi qui in Italia magari neanche sappiamo chi fosse Prospero Alpini, andiamo giù in Brasile, andiamo a Santos e lì ce lo mettono come pietra miliare, come primo passo nel raccontare la storia del caffè. Non è una piccola cosa. Ecco, da questo primo germoglio, da questo primo contatto, da questa scintilla, nacque immediatamente il fatto che io, seduta stante, andai in direzione, mi presentai, avevo con me alcuni piccoli dépliant e adesso stiamo creando le condizioni per fare dei meeting Zoom per intanto tra l'Italia e il Brasile, proprio per allacciare, stringere, avvicinare questi due poli, il polo del Museo del Caffè con la storia dell'Accademia di Prospero Alpini. Ecco, quindi io credo che anche questi sono tutti piccoli passi, ma che vanno nel senso della comunione e nel senso di fare qualcosa che poteva anche essere abbandonato in un angolo della nostra storia, portarlo in prima pagina, portarlo sulla scena della nostra cultura. Questo è quello che ho scritto anche, mi pare, più o meno sul libro che presentiamo oggi. Grazie. Grazie Presidente Xhausa. Presidente Ciambetti ha parlato di Prospero Alpini, uomo di scienza e di coscienza. Chiuderemo la mattinata con un intervento della dottoressa Francesca Xhausa che ci porterà anche il collegamento tra Prospero Alpini, il centro studi Prospero Alpini e soprattutto il ruolo che questo medico viaggiatore marosticense ha avuto nella crescita dello sviluppo anche culturale del nostro territorio veneto e non solo. Ma è venuto il momento adesso di raccontare questa nostra antologia, questo quaderno alpiniano. Abbiamo voluto un'antologia come rappresentazione di un'accademia inclusiva, non solo di una confraternita che promuovesse l'uso, il consumo, la valorizzazione del caffè. Abbiamo dato un senso anche scientifico proprio a questo nostro stare insieme e a continuare le ricerche. E abbiamo voluto un libro, questo quaderno alpiniano, perché, come dice il mio amico Ernest Hemingway, il libro è l'amico più leale, più sincero, al quale possiamo affidare le risposte a tutti gli interrogativi. E già Francesco Petrarca diceva: se io ho un dubbio o una curiosità da soddisfare, a chi mi rivolgo? Mi rivolgo a un libro. Il libro è l'elemento che cartaceo, ma non solo, che ci consente di rivedere il passato e di promuovere anche curiosità e stuzzicare interessi verso il futuro. Questo quaderno, se avrete la bontà di scorrerlo e di leggerlo, è ricchissimo, è appunto una antologia. L'ha curato nella sua stesura finale Gianluca Parise, al quale chiedo adesso di presentarci rapidamente anche con qualche immagine questo excursus di storia della nostra accademia, in fondo di storia del caffè che, ricordiamolo, è troppo dimenticato, è partito nella sua evoluzione proprio da Venezia, e questi nostri incontri nel promuovere i locali storici, nel promuovere la cultura del caffè, vuole anche sollecitare questa nuova attenzione verso Venezia e il Veneto. Gianluca. Vi ringrazio di questo momento e raccontiamo un po' un percorso, no? Un viaggio progettuale fatto con tanti contributi di tanti accademici ma anche di studiosi, di appassionati di questo mondo del caffè. E partiamo dal simbolo, il simbolo più significativo della nostra accademia, che ha accompagnato appunto la stesura di questo progetto, il quaderno alpiniano,
con l'anno, il 2023, un anno importante che va a raccontare appunto e sintetizzare un po' un percorso di questo gruppo di studiosi. Marostica, città centrale come abbiamo detto, riprende la casa natale del nostro Prospero, i propri paesaggi, i propri territori, e da lì si è partiti con un percorso insomma, dove la piazza è il centro di Marostica, il centro della torrefazione ma anche di profumi del caffè, no? E da lì nasce anche questo legame forte che noi abbiamo con la città stessa. Ecco, un lavoro che si è sviluppato attraverso dei convegni internazionali per i 470 anni della nascita di Prospero Alpini e soprattutto ecco, un'accademia nata nel 2019 che ha diversi anniversari e che ogni anno cerca appunto di sviluppare delle progettualità specifiche, ma soprattutto di celebrare questo oro nero, ma soprattutto questo grande studioso della marosticense. Un'accademia che ha cercato anche di avere una propria riconoscibilità nelle vesti, nei medaglioni, in questa firma, in questo volto che comincia veramente a essere riconosciuto dai più. Un colore, quello del caffè, che viene ripreso in queste progettualità, per esempio, che sono state sviluppate da alcune scuole superiori locali legate al settore della moda, e da lì credo che si ricevono veramente diversi complimenti, Presidente, mi permetto, anche per il tipo di presentazione con la quale ci si presenta come accademia nei vari eventi. Ecco, un'accademia che è nel territorio, che ha cercato di stimolare anche un rapporto con l'amministrazione ma con tutta la cittadinanza e da pochi anni appunto presenta e continua questo percorso ed è appunto centrale per quanto riguarda anche questo tipo di ricerca. Ecco, un momento importante qui, addirittura un momento internazionale con gli ambasciatori della Colombia, con la signora Illy, proprio perché il caffè è un linguaggio internazionale, no? E anche l'Etiopia, e qui addirittura nel momento della stesura dello statuto, della presentazione e iniziazione di questo percorso. Ecco, quindi il quaderno alpiniano racconta di volti, racconta di colori, restituisce ecco, un percorso fatto da tante persone, da tanti studiosi, ma soprattutto da appassionati. In questo caso anche abbiamo il direttore del Museo Egizio greco, che appunto ha approfondito questo legame col mondo egiziano proprio del nostro Prospero. Ecco, da una prima parte appunto legata alla presentazione dell'Accademia e delle progettualità, il quaderno alpiniano poi va ad approfondire la figura di Prospero Alpini. Prospero Alpini nelle sue iconografie, qui vediamo un busto che è presente nel castello inferiore di Marostica, ad rappresentare un Prospero qui maturo, ma un Prospero che è riconoscibile insomma, soprattutto per questo tipo di iconografia. Io proseguo velocemente, l'Accademia che approfondisce anche quelle che sono le tematiche a livello di ricerca archivistica, con attenzione proprio particolare anche nei segni presenti all'interno della città, in questo caso è con una firma a ricordo di Prospero Alpini, di Vucetich, che appunto conosciamo per la sua partita a scacchi, e poi per proseguire il nostro viaggio con il viaggio del caffè. In questo caso appunto un'indagine, un approfondimento su quelli che sono i segni, quelli che sono i luoghi in cui il caffè si è diffuso nel mondo. Proseguendo velocemente, un momento importante, quello della spezieria di Prospero Alpini, che diventa un momento per la cittadinanza per far conoscere questa essenza, per far conoscere anche la botanica proveniente dal mondo appunto antico e che viene presentata nel mese di ottobre a Marostica, con certo appuntamenti anche legati alla convegnistica, in questo caso anche lo studio del dattero, con appunto un'attenzione approfondita alle fonti che appunto l'Accademia cerca di approfondire e sviluppare in maniera significativa. Ultimo passaggio, abbiamo un intervento legato agli orti botanici, ai locali storici, alle biblioteche, ai musei, ai segni che il nostro caffè ha lasciato nel suo passaggio. Qui abbiamo un intervento legato all'orto botanico,
alla centralità, come dicevo prima, della piazza come luogo di incontro, di contatto presente per l'essere italiano stesso, no? La piazza come luogo di incontro e il caffè un momento importante che ritroviamo appunto anche nei locali storici, nei caffè storici e aggiungerei anche nei caffè degli artisti, no? Quindi questi punti di contatto straordinari, di confronto sociale e anche cittadino dove tutto avveniva, no? E dove anche tutt'oggi succede. Qui abbiamo anche dei musei legati appunto al caffè, al MUMAC. Qui siamo in Brasile con appunto la borsa do caffè a Santos, per poi concludere questo percorso di quaderni del quaderno alpiniano con un appunto legato all'arte e al caffè. Ecco, quindi questa pubblicazione diventa un percorso conoscitivo con diversi spunti e un ricordo anche a Elena Sausa con questo momento gioioso di questo caffè parlante che troviamo nella sua grafica, nella sua capacità anche comunicativa, ma che poi troviamo anche un altro artista che troviamo qui in copertina, che è Da Ponte, e in questo caso ha messo questa firma grafica con questa tazzina che ricorda la partita a scacchi nell'anno del centenario, l'anno scorso, 2023, e che quest'anno, fra qualche mese, avremo anche la partita a scacchi, direi centenaria ancora, in onore del nostro caffè, della nostra piazza di Marostica, ecco, e di Prospero Alpini. Io vi ringrazio. Grazie a Gianluca Parise. Avete visto anche l'immagine di un caffè parlante, ecco, è quello che vorremmo che si potesse continuare a proporre, un caffè che partendo da Venezia, perché Prospero Alpini l'ha portato, ha portato la pianta, ha portato questa bevanda proprio a farla conoscere, l'ha portata a Venezia, ha dilatato da Venezia nel mondo l'attenzione a questa, come avete sentito, bevanda storica. Allora, rifacendo un po' la storia per capire il senso anche della socialità che il caffè ha prodotto, chiederei a Francesca Xausa di fare un cenno alla realtà del Centro Studi Prospero Alpini che lega Marostica all'Università di Padova e in maniera da capire perché accanto al Centro Studi è nata questa accademia che divulga una passione e un interesse non soltanto storico. Il 21 settembre 1580 Prospero Alpini parte da Venezia per l'Egitto in qualità di medico personale del console Giorgio Emo, nominato dalla Repubblica di Venezia ambasciatore al Cairo. Il soggiorno in Egitto non fu particolarmente lungo, quasi 3 anni, ma bastò perché egli potesse catalogare e studiare numerose specie botaniche e zoologiche, nonché applicarsi con altrettanta passione allo studio della medicina egiziana. Fin da bambino, infatti, egli fu sempre animato da una innata curiosità, stimolato probabilmente anche dall'ambiente familiare in cui crebbe. Il padre Francesco era anche egli medico, uomo colto e stimato, che esercitava la professione presso il primo ospedale di Marostica, retto dalle monache agostiniane, e che si trovava vicino alla casa di abitazione, alla loro casa che abbiamo visto poco fa nella foto. Prospero Alpini fu il primo tra gli accademici europei a descrivere dettagliatamente la pianta del caffè e l'uso dei semi tostati per preparare un decotto che veniva prescritto per determinati sintomi, descrizioni appunto contenute nei 2 saggi La medicina degli egiziani e Le piante di Egitto, pubblicate rispettivamente nel 1591 e nel 1592 a Venezia. Questo merito gli era riconosciuto dai suoi stessi colleghi, anche a distanza di diversi anni dalla sua morte. Giovanni Dalla Bona, ad esempio, medico bellunese, docente presso l'Università di Padova, nel suo saggio dell'uso e dell'abuso del caffè, dissertazione storico-medico-fisico, pubblicato a Livorno nel 1752, asseriva che Prospero Alpino fu il primo tra gli europei a parlarne con grande chiarezza, essendo egli in Egitto nel 1580. L'Alpini così ci descriveva l'uso del caffè appreso al Cairo. Nel giardino del turco Ali Bey vidi un albero che produce quei semi colà ben noti con il nome di bon o ban. Con questi semi tutti, tanto gli egiziani quanto gli arabi, preparano un decotto assai diffuso
e che essi bevono al posto del vino. Questo decotto è venduto nelle pubbliche bettole, al pari che da noi il vino. Lo chiamano caova. Questi semi provengono dall'Arabia Felice, cioè dallo Yemen e dall'Etiopia. Tutti conoscono bene l'uso di questi semi per preparare il suddetto decotto. Essi lo usano per rafforzare lo stomaco troppo freddo, per coadiuvare la digestione ed anche per rimuovere le ostruzioni dei visceri. Prospero Alpini, quando rientrò a Padova, riprese ad esercitare la professione medica, applicando alcune delle terapie apprese in Egitto, tra le quali l'assunzione del caffè, che chiamavano caova in Egitto. Non è dato sapere con precisione quando e in quale città il caffè abbia fatto la sua prima comparsa al di fuori dell'ambito medico, ma all'inizio del Seicento sono già annoverate a Venezia numerose botteghe del caffè. Erano semplici locali, molto simili alle nostre torrefazioni cittadine, dove i sacchi con i chicchi tostati erano lasciati in bella vista agli avventori e il caffè veniva servito in piedi, preparato alla maniera araba, ossia come un decotto, oppure veniva venduto a peso. Venezia era un porto internazionale che aveva rapporti commerciali con tutto il mondo. È plausibile che mercanti inglesi, francesi e tedeschi apprezzarono proprio qui per la prima volta la nuova bevanda, per poi portarla con sé nel viaggio di ritorno a casa, contribuendo alla sua conoscenza oltre i confini della Serenissima. In pochi anni i caffè si diffusero numerosi in tutta Europa, diventando lo spazio pubblico al chiuso più popolare, al pari dello spazio aperto, già allora famoso, la Piazza Italiana. E fin dall'inizio, ecco, questa è una particolarità dei caffè, essi ebbero una connotazione rivoluzionaria per quell'epoca, erano aperti anche alle donne. Il caffè divenne il luogo per una sociabilità aperta, non chiusa ed elitaria. Qui ci si poteva incontrare liberamente, senza distinzioni di sesso, ceto sociale, credo politico o religioso, nobili e non nobili, per parlare di affari e di politica, di letteratura e di poesia, per ascoltare musica e giocare a scacchi. In Inghilterra, ad esempio, le coffee house diventarono sede e punti di riferimento per uomini d'affari, compagnie mercantili e assicurative. Il Baltic Exchange di Londra, ad esempio, la più grande borsa dei grani d'Europa tra il 1600 e il 1800, che aveva sede presso la Virginia Wine House, nel 1603 assunse il nome di Virginia Coffee House, in omaggio alla moda dell'epoca. Ed è tutt'oggi esistente questa sede in via St. Mary Axe. Anche la compagnia di assicurazione Lloyd fu istituita presso una coffee house, quella di Edward Lloyd, luogo di incontro internazionale per gli agenti assicurativi. In Francia e in Italia, invece, i caffè diventarono luoghi di incontro per letterati, musicisti, attori, politici e rivoluzionari. A Parigi, intorno al 1670, il siciliano Procopio vendeva limonata e caffè caldo nel suo banchetto in Rue Saint-Germain. Fortuna volle che nel 1687 la Comédie Française vi trasferisse proprio lì di fronte la propria sede. Il caffè Procop divenne ben presto il punto di ritrovo per attori, commediografi, letterati, artisti e filosofi, la Parigi degli intellettuali e la Parigi degli illuministi della rivoluzione. E ancora oggi ci si può accomodare al Procop, dichiarato il più antico caffè di Francia, per gustare i piatti tradizionali francesi e ammirare i cimeli sparsi in ogni sala, che ricordano i suoi 400 anni di storia. In Italia ricordiamo naturalmente il Caffè Florian, aperto nel 1720, il Caffè Greco a Roma, fondato nella seconda metà del Settecento, e il Caffè Pedrocchi di Padova, punto di riferimento per i rivoluzionari dei moti del primo risorgimento italiano. L'usanza orientale, introdotta nel mondo occidentale, contribuì così ad una vera e propria rivoluzione sociale. Nei caffè nacque la democrazia europea. Essa infatti non fu un'opera strettamente idealistica, condotta dalle classi dirigenti e politiche borghesi, ma fu l'espressione concreta di nuovi modi di vivere, di un cambiamento tra le gerarchie sociali che sempre più liberamente si manifestava nella quotidianità dei rapporti. A conclusione di queste brevi considerazioni sulla sociabilità di caffè,
desidero recitare un pensiero di Prospero Alpini, un pensiero di grande attualità che ricorda ancora una volta che è lo scambio delle idee e delle conoscenze fra i popoli a condurre la società verso il progresso. Fin dalla fanciullezza fui sempre del parere che nessuno può diventare medico perfetto se non abbia visitato diversi paesi e regioni e non abbia osservato i costumi dei diversi popoli. Grazie. Grazie Francesca Sausa per questo suo intervento. 2 annotazioni. Credo che proprio il caffè abbia consentito anche una prima battaglia femminista, in quanto all'inizio in questi caffè veneziani, in questi luoghi di incontro veneziani, non era consentito l'accesso alle donne, perché il caffè era considerato una bevanda eccitante, quindi non volevano che le donne... Poi invece la presenza femminile e le capacità anche di assuefazione hanno consentito l'apertura a tutti i sessi di godere di questa bevanda, ma non solo, anche alle relazioni che questi luoghi appunto favorivano. E per chiudere e tornare a ringraziare il Consiglio regionale, in particolare il Presidente Ciambetti, per questa ospitalità, vi ricordo che, come succede per il buon vino, si fanno delle prove di esperienza per degustare i prodotti migliori. L'Accademia organizzerà nel prossimo autunno a Marostica dei corsi di degustazione di caffè. Lo renderemo pubblico questo appuntamento in maniera da consentire anche di cogliere i gusti diversi delle diverse miscele. Grazie ancora al Presidente Ciambetti, al Consiglio regionale per questa disponibilità e buon caffè a tutti.